La Camera di Commercio di Treviso e Belluno, in sinergia con gli organi camerali della Regione e con Curia Mercatorum, potenzia l'aiuto rivolto alle imprese che ormai da 12 mesi stanno affrontando serie difficoltà. Ma il 2020 si è chiuso negativamente, ma d'altronde non era possibile avere dati positivi. Circa in provincia di Treviso che abbiamo 500 imprese in meno, ci sono però dei dati positivi su alcune categorie economiche, non so, il settore dell'edilizia con il bonus edilizia ha dei numeri positivi di apertura di imprese. Altri però ovviamente, come ad esempio nella ristorazione e nell'alberghiero, sono numeri negativi. Dovremo aspettare all'incirca fino a marzo, allora lì capiremo effettivamente quante imprese chiuderanno, quante personale sarà rilasciato a casa, perché cadranno i vincoli dettati da chi ha avuto i ristori, che non possono mettere in campo operazioni di licenziamento o di chiusura. Un servizio di mediazione messo a disposizione dagli enti camerali la scorsa primavera e che è stato prorogato per affiancare gli imprenditori che non sono in grado di pagare i canoni di locazione a causa della pandemia. Abbiamo dato la possibilità a chi ricorrerà alla mediazione di ottenere un sconto della pratica del 50%, sono costi molto bassi e quindi invito tutti a rivolgersi alla Curia Mercatorum proprio per trovare un momento di confronto con i titolari degli immobili e avere, tra virgolette, un taglio dell'affitto. Un ruolo, quello di Curia Mercatorum, fondamentale nella crisi Covid e sempre più operativo e potenziato. Curia Mercatorum è praticamente un'aula giudiziaria, se così vogliamo chiamarla, dove l'economia si ritrova, c'è un contenzioso dal punto di vista economico, dei commercialisti giurati vagliano le pratiche e lì si trova una conciliazione tra chi ovviamente rivendica qualcosa e chi dall'altra parte dimostra le sue ragioni per avere quello che la controparte non può dare. Ecco, è una conciliazione che evita di andare nei tribunali civili.